Il 28 febbraio, l'1 e il 2 marzo si tiene a Grantorto, in provincia di Padova, il Festival Europeo del Gusto, l'annuale punto d'incontro della rete di borghi europei del gusto, su un tema particolarissimo, le ferrovie dimenticate. Che ci facciamo a casa di Soavo Manta a Vidor? Allora, Vidor era uno dei capolinea dell'antica ferrotranvia elettrica che da Montebelluna portava a Valdobbiadene. E proprio qua, subito dopo il ponte di Vidor, c'era una fermata a Covolo, una fermata nel tratto subito dopo il ponte, Bigolino e poi Valdobbiadene. Quindi il quartiere del Piave partecipa a Vidor di diritto a questa iniziativa storica, di ricostruzione storica, perché cessò di correre nel 1930, magari ci fosse adesso, sarebbe stata una cosa importante. Partecipa a Vidor con i prodotti del territorio del quartiere del Piave. Quindi avremo le cantine Frozza, come al solito, di Colbertaldo, le cantine Miotto, poi da Fara di Soligo i salumi di Robert e naturalmente chi ci troviamo come partner? Manto Soave, che come ogni anno appoggia tutte le iniziative che il territorio esprime. Perché lo fai? Perché credo sia giusto partecipare alle iniziative che si svolgono in questo territorio, che vanno a valorizzare i prodotti tipici del territorio e quant'altro, insomma. Anch'io nel mio piccolo cerco di aiutare questa iniziativa che si svolge, ecco. Sì, teniamo presente che ormai sono quasi 5 anni che la tua ditta che opera nel settore dei giochi, delle apparecchiature per il tempo libero, no? Ecco, come sta andando il mercato? Per fortuna nel nostro settore la crisi l'ha sentita un po' meno degli altri, ci stiamo ancora salvando e bisogna correre tanto, ecco, questa è la verità. Ma per noi veneti il DNA della laboriosità non è un problema, diciamo, no? Casomai i problemi sono altri, di uno stato talvolta ingombrante che non ci lascia respirare. Vabbè, ma non voglio entrare in polemica, è troppo bello l'argomento perché così. Teniamo presente poi che sempre nel quartiere del Piave, lo ricordo perché è simpatico come occasione, c'era poi la tranvia elettrica che da Pieve di Soligo portava fino a Conegliano, passando praticamente per la Carvada, no? E poi c'era ancora un'altra linea ferroviaria che partiva da Ponte della Privola e Susegana, la stazione di Susegana, e arrivava a Pieve di Soligo passando per Colfosco e tutte quante le cose. Erano addirittura 3 le linee che interessavano, diciamo così, il Piave e il quartiere del Piave. Ed è bello ricordare con le fotografie antiche tutte queste cose perché è un po' la logica della mobilità sostenibile, no? Che adesso sarebbe quanto mai utile visto le nostre strade, nelle strade intasate. Questa curiosità verso la storia locale, verso la storia del territorio, con alcuni momenti importanti di partecipazione, perché ricordiamo poi che al festival, come ogni anno, parteciperanno 10 paesi europei e 10 regioni italiane. Non lo fai tanto per scopo pubblicitario, perché non credo tu faccia un penny in più di fatturato con queste iniziative, è proprio veramente un sostegno alle iniziative locali. Sì, è un sostegno alle iniziative locali in questo periodo che non è così roseo per tutti, insomma, ecco. Certo. Io di questi trenini non ho ricordi perché sono nato troppo giovane, ovviamente. Ho visto qualche foto bella antica sul ponte di Vidor del trenino che appunto andava a Valdobbiadene, sì. Ecco, foto che noi abbiamo ripreso, uscirà proprio a giorni il numero della Vacca Mora, il giornale che parla appunto di trenini, dove c'è una pagina intera dedicata a Soave Manto con la storia del perché partecipa a questa occasione, uscirà proprio a giorni. Quindi diciamo così, ti abbiamo immortalato via web, via tv e anche via... No, noi dobbiamo ringraziarti invece per questa solidarietà attiva nei progetti culturali che dura da tanti anni. Quest'anno sarà un'altra cavalcata e speriamo bene, insomma, che alla fine ci ritroveremo a raccontare che è tutto andato bene. Ti ringraziamo per la collaborazione, al prossimo appuntamento. Ci sono occasioni strane in cui poi i territori vengono degustati a partire dagli spunti della storia locale. Qua a fine febbraio il quartiere del Piave parteciperà al Festival Europeo del Gusto sulle ferrovie dimenticate. Erano ben 3 le ferrovie che erano interessate a questa zona. Allora c'era la Pieve di Soligo Conegliano, la tranvia elettrica, c'era la Pieve di Soligo Ponte della Privola, va bene? E dopo addirittura c'era l'antica tranvia elettrica che andava a Montebelluna a Valdobbiadene e si fermava anche a Vidor e subito dopo il ponte di Vidor. Noi, prendendo spunto da questo incontro internazionale, abbiamo detto, ma questa è l'occasione per far assaggiare un po' i prodotti del territorio anche, no? Allora proporremo, perché siamo matti noi vagabondi del gusto, no? Proporremo da una parte i vini delle cantine Frozza di Colbertaldo e delle cantine di Valtermiotto di Colbertaldo, e non potevano mancare le proposte dei salumi
di Robert, della macelleria da Robert a Farra di Soligo. Ecco, abbiamo scelto la soppressa e la pancetta. Partiamo dalla soppressa. Secondo te tuo marito Renata, quali diavolerie fa per farla così buona? Intanto ci mette tanta passione nel lavoro e semplicità, senza carni genuine, nazionali, semplicità, senza tante droghe, tanti sapori. Quindi senza conservanti, assolutamente naturali. Assolutamente naturali e con lo stile di una volta, come ecco. si faceva in casa una volta. Certo, perché la soppressa poi è un prodotto assolutamente straordinario che non ha niente a che fare, perché noi quel giorno assaggeremo anche la soppressata calabrese, che è tutta un'altra pasta e tutta un'altra cosa, diciamo così. No? E poi Robert ha scelto nella sua infinita autonomia, perché sai che è anarchico, no? Come ha detto il macellaio, artista e come tutti gli artisti è un po' strambo. Ecco. L'hai detto te, non l'ho detto io. Non mi prendo la responsabilità, scherzo. Ma può essere anche una dote? Per me è sicuramente una dote, certo. Ha scelto la pancetta, che dice che gli va bene molto via, e nella pasta ha detto un po' c'è anche un piccolo trucco, c'è anche una punta di salame, è vero? Certamente, è un qualcosa di suo. Me l'ha confessato. Il tocco d'artista. Il tocco d'artista. Per cui questa pancetta è molto, dice che ne vendete molta, ne vendete, no? Sì. Ma tutti i salumi, diciamo così. Bisogna ricordare che la macelleria da Robert è una delle poche, perché voi andate dai macellai e vi dicono tutti che se li fanno loro, invece non è vero niente. Cioè, voglio dire, ce ne sono pochi ormai, anche perché bisogna essere in regola con le normative. Certamente sì, non è facile mantenere tutta l'igiene, il processo giusto per la stagionatura, il mantenimento dei salami, e comunque lui non usa tante spezie o aromi particolari e non usa conservanti, e questo fa sì che si sente il gusto del prodotto naturale, perché magari alcuni usano aromi per un po' confondere quello che mangi aromi e non soppressa, voglio dire. Ecco, questa è così. Ecco, noi torneremo da Renata poi ad aprile, prima di Pasqua, per farci raccontare un po' la cucina di Pasqua, le carni della cucina di Pasqua, insomma, no? Come ogni mese. Salteremo solo marzo perché tanto l'abbiamo fatto adesso, va bene. Però se nel frattempo ci arriva la notizia di qualche altro cambiamento estetico con queste bellissime capigliature, la mia parrucchiera, va bene, dimmelo, che così andiamo a chiedergli la pubblicità. Che è un artista anche lei. Sei abituata a vivere con gli artisti, insomma. Dalla macelleria Robert al prossimo appuntamento.